pronti per questa finale. Chiamiamo il presidente Tibaldo Arzignano qua al mio fianco, li mettiamo in mezzo, c'è Marco Chiosotto che mi dà del salve anche. Salve. Cosa dire? Intanto ben ritrovati qui alla Belbotea Arena, partita che inizierà alle 17 perché prima hanno voluto farci fare gli straordinari, ma noi ci siamo divertiti. Allora, io direi, visto che sono di Arzignano, conosco già la Châtel d'Apollino, parto da Marco. Ieri ho avuto il piacere di riabbracciare dopo un po' di tempo anche Luca Mastro Giovanni, allenatore della vostra prima squadra, insomma anche lui ad Arzignano ha lasciato il segno, l'abbiamo detto più volte, ci avrete sicuramente sentito, qualità e quantità in questa formazione senza peli in faccia. Sì, guarda, noi è il nostro orgoglio, questi ragazzi qua che stanno affrontando due campionati, il campionato di Under 19 e il campionato di C2, e ci stanno riempiendo di gioie perché effettivamente sono ragazzi che hanno qualità e quantità, pertanto noi il nostro futuro, guardandoci in casa, siamo abbastanza tranquilli, insomma, ne abbiamo per parecchi anni. Ieri l'ho detto, dopo la Châtel Udino la parola con il presidente Tibaldo, ieri alla fine del collegamento a Mastro Giovanni ho detto: se fai bravo ne mangi di panettoni. Udino, vai con Tibaldo, presidente Arzignano. Sì, buonasera presidente. Allora avete battuto un'Activitas con tanti gol, avete battuto anche Atletico Bassano sempre con tanti gol, ma oggi c'è la finale, volete la ciliegina sulla torta, siete qui e quindi siete qui meritatamente. Sì, sicuramente sono state due partite impegnative, soprattutto col Bassano, visto che avevamo diversi assenti. Oggi siamo al completo, affrontiamo una squadra giovane ma fortissima. La Fenice è sicuramente una società da cui prendere spunto, da cui ispirarsi per una società giovane come la nostra, che comunque siamo nati solamente l'anno scorso, quindi avere realtà come Fenice, Altamarca, società del genere fa bene prendere spunto da loro. Non siamo qui sicuramente per partecipare come loro, tutti e due vogliamo vincere e quindi che vinca il migliore. Allora grazie per le tue difficile parole, fare pronostici, presidente. noi abbiamo detto 1x2 come le vecchie schedine del Totocalcio, penso che sarebbe... Sottoscrivo. Sottoscrivi anche tu. Ecco, giusto, non per farla, però Arzignano quando vede Fenice sono sempre gatti da pelare. Ma adesso vede Mestre Fenice. Esatto, per fortuna è cambiata, grazie Marco. Allora ragazzi, una bella stretta di mano, soprattutto Marco, ringrazio che ti ho dato del ragazzo. In bocca al lupo Marco, in bocca al lupo. Tiba 8 secondi il countdown, manca poco per quella che è la prima finale di Coppa. Abbiamo assistito a uno spettacolo prima con la Supercoppa che ci ha tenuto lì fino ai calci di rigore, anzi ad oltranza anche Udi. Sì, Odissea nello spazio, mi verrebbe da citare. Sì, è stata una partita lunghissima ma combattuta, due squadre che fino alla fine si sono date battaglia anche nei rigori. Dopo il primo errore di Cesari è arrivata anche la parata dell'estremo difensore numero 12, Cesari è arrivato il dirigente, questa è la Coppa che alzerà la squadra che vincerà la finale, che tra pochi minuti regalerà uno spettacolo. Li hai contati? Io non vedo spazi vuoti, Belbotea da tutto esaurito, lo vedrete poi anche con l'immagine ovviamente di Veneto Futsal TV, che è spettacolo anche dietro le quinte della Belbotea Arena, Udi. Sì, adesso si accendono anche le luci. Si spengono. Quelle vere? Sì. Si carica la Belbotea in questa atmosfera fantastica, tutto esaurito in queste finali qui a Tombolo. L'atmosfera è bollente, abbiamo sentito anche un primo timido tamburo. Sì, ci sono, come abbiamo visto ieri, gli ultras del Grifo. Allora, noi stiamo guardando la tribuna, a sinistra ho visto tanto Arzignano, poi io che abito a 2 chilometri da Palatese, insomma qualche faccia nota la conosco. A destra ho visto tanta Mestre Fenice, con anche però le prossime squadre. Giacconi del Pressana, perché ricordiamo Guariento MVP di ieri, insomma si fa tutti i giorni il Pressana, paese del territorio veronese, va a giocare da Mestre Fenice, è uno dei grandi talenti, perché appunto questa sera la partita possiamo leggerla con il grande talento giovane della Mestre Fenice che entrerà alla nostra destra contro talento ma che si aggiunge anche a grande esperienza dell'Arzignano, che ha giocatori che hanno militato anche in tornei importanti a livello nazionale. Tanti gol da parte dell'Arzignano, il capitano Iabre ha fatto vedere numerose prestazioni importanti e di carattere, così come Concato, premiato MVP proprio ieri qui nel parquet della Belbotea.
ci aspetterà una partita secondo me sul piano fisico da parte dell'Arzignano, invece sempre con grande qualità tecnica, anche eleganza da parte del Mestre Fenice con questi ragazzi straordinari. Io ci butto la bolla, mi sbilancio, la butto sul Mestre Fenice perché sono dei ragazzi fantastici fin qui si meriterebbero, come merita d'altronde l'Arzignano, si meriterebbero questa coppa. Staremo a vedere. Io devo stare neutrale questa volta, lo so. Ovviamente anche se l'Arzignano poi è ripartito tutta un'altra società. 6 minuti esatti, andiamo su, che ho ancora mezza birra, che il buon saluto, vediamo se mi guarda, Federico Scambi, un amico di vecchia data nel mondo del calcio a 5 che mi ha portato la ricarica. Ciao Federico, grazie Federico per la birra, super top. Allora andiamo su, fra poco in commento per Mestre Fenice Arzignano, a dopo. Ciao.
Eccoci in diretta live della Belbotea Arena mentre andiamo a chiudere per bene i nostri pronostici, vedremo se poi sapremo aver ragione o no. Con Uino Baggio, Stefano Testoni vi racconteremo questa finale di Coppa Veneto di C2, tra poco in campo Artignano e Mestre Fenice alle 17, perché prima la maratona infinita della Supercoppa con la vittoria del Verona ai rigori con l'Antenere. Udino, ben ritrovato, 4 giorni, ormai possiamo dire di essere quasi fidanzati. Siamo agli sgoccioli, ormai È già finita. è quasi finita, siamo con la seconda finale di oggi, la vedete qui inquadrata, la bellissima Coppa Veneto C2, Ardignano calcio a 5 e Mestre Fenice pronti all'ingresso in campo, la scalata da parte della formazione vicentina, il 6-2 rifilato all'Atletico Bassano nei quarti e il 7-1 in semifinale contro il Nativitas hanno portato alla finale. E poi invece Mestre Fenice vince per 2-0 contro la favoritissima Montello, per 4-2 in semifinale contro lo Yes Work Valley. Ecco le squadre, maglia arancia per la Mestre Fenice del presidente Marco Chiozotto, invece il collega Tibaldo con il suo Artignano oggi in completo, maglia blu, calzettoni con cocini bianchi, i portieri sono Dardi, qui delle Fenice invece sono neri e c'è un portiere, il baby Tommaso Zanotto, che dopo farà la foto con noi, Nino del futsal. Ci siamo quasi, viene su anche la birra, ma fra poco vedremo lo spettacolo qui alla Belbotea Arena. Tutto esaurito qui alla Belbotea Arena. Incasso zero, perché l'entrata era gratuita, perché questo è lo spettacolo che tutti vogliono vedere davvero. C'è l'inno nazionale italiano, c'è l'inno, ragazzi, decidete dopo chi batte il calcio d'avvio. Tutti con Goffredo. Alziamoci anche noi. Borodem, 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 bom, 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 bom. Artignano Mestre Fenice contandosi la Coppa di C2 e sai come ti dico, sta in piedi, di cui voglio vederti che forse gioca Marzotto, perché solitamente il portiere che gioca si mette vicino al capitano, non lo so, però si sta scaldando De Gori, forse era solo la mia invenzione, io qui ho il pronostico, lo metto in tasca, ovviamente il primo numero, quello dell'Artignano, il secondo della Mestre Fenice, vedremo chi fa giusto paga da bere, a giudicare. In bocca al lupo Uni, andiamo a sederci per raccontarvi questa penultima partita, è la numero 14 di questa 4 giorni intensa qui della Belbotea Arena, pubblico delle grandi occasioni, c'è il tutto esaurito. E abbiamo visti tutti abbracciati i ragazzi di Mister Landi per l'inno, invece composti in maglia blu, i ragazzi dell'Arzignano, adesso si battono il 5 pronti all'avvio, si stanno anche per accendere intanto le luci di gara della Belbotea, si spengono i led luminosi, portata fuori intanto anche la coppa, andiamo partendo con i quintetti. Luca Cesi da Tomato, De Gori tra i pali, Iabre, Concato, Genesello e Carvaglio, ne era perso, ha fatto bene dirmi a disposizione di Luciano nel roster di partenza, in panca Marzotto, Similo Zippa, Riva, Negro, Gonella, Lazzari e De Cristoforo. A te invece il quintetto della Fenice e poi il minuto di silenzio per Agroppi.
Allora probabilmente aspetteremo forse dopo. si andrà prima al minuto di silenzio. Ricorderemo la bandiera del Torino, 5 volte maglia azzurra, Aldo Agroppi. Che bello anche il gioco di luce con Thomas Bragagnolo, bisogna pagarlo perché sorride Thomas, però ci regala questi brividi, noi insieme al Vento Spicci, insieme a tutti i voti di Intanto andiamo a vedere Zanotto, Puleo, Migliola, Origi, Bergamo a disposizione in campo per Mister Landi, in panchina invece Tavella, Bui, Schiavinato, Pettenò, Mignola, Guariento e Fusaro. Sei stato bravo perché non te lo sei perso, stavo per ringraziare ovviamente i ragazzi del team Giorgione che ci ospitano quest'oggi, tu qui sei di casa, io sono ospite ogni inizio d'anno ed è sempre bello cominciare l'anno nuovo con questi finali. È felice mia moglie che è venuta qui, lo ripeto, a vedere se effettivamente ero qui in qualche locale rosso a luci rosse. Intanto è partita la sfida, vedremo come sapranno impostare le due squadre questa sfida, perché da una parte età media 15-16 anni, 17, forse qualcosa di più, dall'altra parte qualche giovane e tanta esperienza con Catto De Cristofaro. Se va avanti così ci dovremo alzare in piedi per vedere la partita, te lo dico, perché qua c'è gente da tutte le parti. Due squadre sì, come hai detto tu, dalle caratteristiche totalmente diverse, differenti, però staremo a vedere. Stavi dicendo divertenti? No, Diverse, differenti, fare un divertente e speriamo sì, di divertirci. Ci siamo divertiti moltissimo prima, comunque tutto sommato in tutta questa competizione ci siamo divertiti perché attenzione, sempre molto equilibrate, sì. Con Catto il tiro e la risposta del numero 12 Zanotto che c'è ed è sempre pronto tra i pali, portiere della nazionale under 19, il 12 Mestrino, talento pazzesco, intanto non preciso ma con Catto lo stesso il tiro, però non resta ancora con Zanotto, voleva un fallo di mano probabilmente Matteo, se lo rivediamo. Sì, lo rivediamo, 2 tiri in pochi secondi di Concatto, 2 botte fortissime e qui si distende, molto bravo Zanotto. Aveva aperto di Puleo, però o la tranciava via, insomma. Giustamente ha fatto un piano di direttore di gara. Sì, nemmeno protesta da parte dell'Arzignano. Sì, solo Matteo si aveva un po' protestato, con Catto intanto in anticipo su Franceschini, manovra ancora la formazione di Gabriele Landi, seguita da tantissimi supporter, Mado De Gori, mi aveva ingannato la posizione numero 2 sullo schieramento di partenza, cioè sullo schieramento pre-gara convenevoli di Marzotto, De Gori tra i protagonisti di questo Arzignano nelle Final 8, con Catto. Matteo sullo scambio ancora per Concatto, ma arriva Origi, mette fuori il pallone. Subito non si risparmia, 2 minuti già grande intensità, Udi. Sì, si inizia subito con l'Arzignano in avanti, sulla metà campo del Mestre Fenice, subito a spingere con capitano Iabre, l'autore dell'ultima tripletta Concatto con il numero 3 che ha fatto partire subito 2 tiri insidiosi. Infatti proprio arriva il tiro. Il pallone che resta lì, poi rimbalza, se lo riprende Zanotto. Arzignano che è partito deciso, finisce che qualche timore ancora, ma non hanno peli sulle lingue ovviamente, ma neppure in faccia, non avranno problemi a riprendersi. Lo sappiamo, i ragazzi di Mister Landi, attenzione, eccoli qui che ripartono, le stanno della rete, non c'è bravo di Origi, no, non ha toccato. Ricordo un po' l'inizio contro il Montello, hanno subito l'inizio, poi invece com'è finita? 2-0, sì. Bravo, sì, quando lo sei scritto. Quando tira fuori la qualità. Il 2-0 che sta anche stretto perché nel secondo tempo 5-6, sì, Leandrino si era infortunato ma poteva finire molto più in modo largo. Poi intanto Bergamo di Mestre mette il pallone dentro che lo recupera Matteus lo scambio con De Cristofaro, resta il pallone, deve uscire Puleo. Appena richiamato sì la calma, adesso gli applausi da parte del numero 14 Origi.
autore proprio di un gol nella prima sfida contro il Montello. Maestro Fenice che fa passare i minuti e poi piano piano sicuramente uscirà anche la squadra di Mister Landi. Il classico diesel, si dice in questi casi. Oggi certo insomma giocano contro un nome, anche se la società è cambiata, Arzignano, che significa tanto nel panorama del calcio a 5 veneto e anche nazionale. 2 scudetti 2004-2006, una Coppa Italia. Sì, 2 società importanti da una parte Con capo anche dall'altra. Sì. E dall'altra parte una Maestro Fenice nata dall'unione di quest'anno di Città di Mestre e Venezia Fenice che punta tanto sui giovani. Questi sono ragazzi che il venerdì giocano in C2 e sono lì a giocarsi un campionato, sono secondi dietro al Montello, sono in finale di Coppa di C2 e poi la domenica giocano anche con l'Under 19, qualcuno anche ha la possibilità di andare anche in A2 Elite. Sì, non possono superare le 5 presenze, attenzione quanto Franceschini rispetto ai gol, non possono superare le 5 presenze per restare in corsa anche per le vittorie. Poi intanto dai, si apre, si fa viva la partita. Sì, con il primo affondo del Maestro Fenice è arrivato con Franceschini di fronte a Giulio De Gori, sempre pronto. Cristoforo riceve palla da Iabra, vanno a terra assieme a Puleo, si deve rialzare Puleo, poi costretto a cacciare distante Origi. Si danno il 5 di Cristoforo, uno dei giovani. Applaude i suoi Giulio De Gori. Gonfia la rete, o Grifo gonfia la rete. C'è il pirata ed è sobrio, nel senso che è tranquillo oggi perché tante volte è pitturato in faccia un personaggio del tifo arzignanese. Dal 94 segue giù di lì, segue il calcio a 5 d'Arzignano. È spettacolare anche la Belbote Arena piena e colma di tifosi. Sì, oggi non c'è spazio, oggi si parcheggia a Cittadella per venire qui alla Belbote Arena perché non c'è spazio. Sì, volevano essere tutti qui oggi per questa giornata di finali. Ma d'altra parte questo è anche il primo grande evento del nuovo anno. Oggi è 6 anche, gennaio, l'Epifania. Esatto, e poi ci sono 3 partite di livello assoluto, l'abbiamo detto all'inizio della Supercoppa, 3 partite da tripla. Iabra intanto si allarga per Matteus Di Cristoforo, ancora per il capitano della maglia numero 14 che scambia ancora con il 22 con Cato, gira un po' a memoria l'Arzignano, Matteus, vediamo cosa inventerà il 10 arzignanese, va a trovare lo spazio per calciare, non ci riesce bene, viene fermato da Puleo, ma è ancora Arzignano in possesso, c'è Mister Landi che ha chiamato i suoi non pressi, attenzione con Iabra che si gira e la risposta ancora di Zanotto. Alziamoci in piedi ed inchiniamoci, qui davanti c'è un fenomeno tra i pali. La tiene molto bene Iabre con il fisico, poi probabilmente si aspettavano lo scarico quelli del Mestre Fenice, alla fine si gira velocemente, fa partire una puntata Zanotto, hai detto tu, sempre pronto. Con Arzignano non ben battuto, ma comunque la palla sfila dietro, la recupera Matteus nella propria metà campo, a destra gira per Iabra che va a calciare di potenza, la palla si pena talmente tanto che quasi tocca il soffitto Udi. Tra l'altro, sì, adesso scusa, l'ultimo tiro appunto di Iabre ha caricato il destro, la palla deviata, tra l'altro Arzignano che stava perdendo per 3-1 contro la Virtus Castelfranco e per poco non rischiava di non partecipare appunto a questa Final 8, invece sì, ce lo ritroviamo proprio qui in finale. Ha vinto proprio nei minuti finali, anzi ha pareggiato e invertito il primo posto al termine di gironi, è passata come appunto migliore classificata, quindi insomma per il rotto della cuffia è qui a giocarsi la Coppa. Dopo una stagione fantastica, quella dello scorso anno in Serie D, dove ha vinto praticamente tutto. Palla per Puleo non può andare in del suo portiere, viene portato fuori, il pallone spinto da Bergamo, giusto, aveva battuto in campo il laterale di Cristoforo. E lo stiamo rivedendo proprio qui il tiro del numero 10 in maglia blu, ancora prontissimo nell'intervento Zanotto. Puleo dietro da Franceschini, giro palla, una che comincia a farsi insistente, quello della Maestra Fenice, ma però il pallone è troppo lungo, De Gori lo
accompagna con lo sguardo fuori di campo e poteva far ripartire il gioco. Quando sono passati solo 8 minuti siamo ancora sullo 0-0, ma non sono mancate le emozioni, soprattutto sponda Arzignano. Sì, fin qui l'Arzignano più vivo dentro al gioco, il Mestre Felice. Attenzione però alla ripartenza con Franceschini che va sul fondo, mette in mezzo un pallone che De Gori smanaccia fuori, c'era lì appostato Bergamo e allora ci hanno sentito, subito risponde la formazione di Mister Landi. Sì, si era allargato benissimo Franceschini, sembrava non poter trovare l'angolo per il tiro da quella posizione, invece scarica un fulmine tra le braccia di De Gori che mette in corner. Primi affondi da parte della squadra mestrina. Franceschini dietro per Puleo che carica! De Gori non l'ha vista partire, palla ma di mezzo metro sopra la traversa, intanto iniziano i cambi, entrano il capitano Schiavinato e Guariento. Sì, il pallone come avete appena rivisto alto di poco, sorpreso De Gori. Attenzione alla ripartenza, cercato di Puleo che scambia proprio con il mentre del capitano Schiavinato, la palla resta lì, Iabra la riconquista, viene braccato, va a terra senza fallo Gonella, il primo cambio della formazione arzignanese, pronto a mettere dentro anche Riva e a rimettere Matteus. Con Catto intanto, Iabre, Bonella che ha esordito ieri in semifinale segnando anche il gol. Due gol, sì. Due gol, doppietta per Gonella. Sì, che ci aveva dato il problema su chi vicino all'MVP e poi ci ha pensato bene con il tris. Anche Guariento reduce da un'ottima prestazione nell'ultima partita. Palla proprio per Guariento, anticipato con un brivido delle Gori, rischia ancora palla per Guariento e tocca soltanto con la punta Iabre e ancora Mestre Felice, Schiavinato, fermato però il numero 3 mi pare Puleo, riparte in velocità con Catto litiga e poi era il contropiede, un 2 contro 1 con Guariento che aveva visto bene, anzi aveva sentito la corsa, il fiato di Bui, però poi Arzignano si salva. Da una parte all'altra, anche con l'aiuto del pubblico ad incitare la squadra in maglia arancione, il contropiede non si conclude con una conclusione. È entrato nella partita, possiamo dirlo, dopo 10 minuti anche il Mestre Fenice. Assolutamente, però ora deve difendersi con Gonella, la finta di Gonella, il blocco di Matteus, palla a destra per Iabre che torna ancora da Gonella, Iabre si muove là davanti, Michele arriva con la maglia numero 23, non riceve il pallone, ancora Matteus per Gonella che rischia, torna dal suo numero 10 che deve fare gli straordinari per prendersi il pallone, possesso palla ancora per Arzignano, lo scambio per Riva che va a fine di parte Bui in velocità, fermato però da Riva, l'ultimo tocco di Bui con il tacco, dunque Arzignano che rischia ma si riprende il pallone. Eudi ci prova qui Bui con la ripartenza solitaria, poi marcato e recuperato dai ragazzi dell'Arzignano. Intanto dentro Negro, palla però per Gonella che dà proprio il primo pallone di questo match a Vittorio Negro. E fin qui mi sembra di capire la strategia adottata da Mister Landi sia quella di attendere nella propria metà campo l'Arzignano e poi di ripartire con la velocità. Il tiro intanto di Gonella fuori spazio porta. Rivediamo, bello il pallone d'esterno alto da parte di Matteus per Gonella, tiro che termina a lato di 2 metri. Guariento intanto apre per Capitano Schiavinato, assente per squalifica nella prima giornata di gara ma poi tornato a riprendersi la maglia numero 10, intanto c'è il primo fallo. Sì, si sono scontrati. Sportivo Schiavinato da rialzare Gonella senza proteste. Partita fin qui correttissima, 12 minuti primo fallo, ancora 0-0, squadre che si studiano, ma i portieri De Gori una parata, Zanotto più di una, insomma non sono rimasti a guardare, per fortuna per il numeroso puntiero del Botea Arena che vuole i gol, però da una parte a destra, a nostra destra, i tifosi arzianesi vogliono rete ora con il pallone su di Matteus, dall'altra parte invece ci sono i veneziani della Mestre Fenice che comandano il girone A della Serie 2 Elite con la prima squadra, questa è la seconda squadra che gioca in C2 e anche in Under 19 e i risultati insomma li possiamo vedere qui, c'è dominio dei mestrini. Attenzione, la palla era buona per Matteus
col conto giri di Bonella, 13 minuti già passati. Chi segna per primo? Arzignano. Vedremo, Arzignano o Gonella. La butto lì. vedremo se avrei ragione. Se devo dire un nome invece Mestre Fenice è piaciuto a Tiziano Scaminato molto, lui sempre protagonista nel vivo nelle 2 partite già giocate fin qui nella formazione di Misterland, di momento viene spinto Matteus e qui Richiede uno sgambetto Matteus che forse ci stava anche. ci sta, ma come abbiamo detto più volte siamo alla partita numero 14, qui si lascia giocare, si lascia spazio allo spettacolo, intanto ottima la giocata per Palma che viene anticipato da Negro, poi il pallone finisce oltre la linea nera, allora Fenice in attacco, pericolosa. Seduto tranquillo al suo posto Mister Landi Gabriele del Mestre Fenice. Il tiro di Bui che deve regalarmi la gioia di aver indovinato il primo marcatore mestrino, c'è comunque il corner con Guariento che gioca palla dietro per capire Schiavinato, potenza, pecca di precisione poi il tiro del 10 mestrino. Palla messa dietro, Bui va a fare un blocco, arriva Schiavinato, non è troppo alto. Arzignano allora manovrare una nuova azione con Gonella, apre a destra per Negro, c'è il movimento di riva, palla ancora per Gonella che se la allunga. E Gonella, Negro e Matteus qua non si intendono, alla fine perde il pallone in Arzignano. Ora può ripartire la Mestre Fenice probabilmente in campo con Geremia Bui. In gol entrambe le partite, giusto Geremia? Sì, nella prima partita è andato in gol contro il Montello, anche nell'ultima contro lo Yes Work Valley. Infatti è il miglior marcatore alle parti mestrine con 3 reti, segue Guariento a 2 e Origi a 1. Palla proprio in avanti, attenzione alla giocata, Matteus chissà più quanto, cerca di uscire dalla propria area, ma viene fermato per il contropiede con Riva che tocca per Matteus, il tocco sinistro che esce a lato, intanto nello scontro ha avuto la peggio Tommaso Zanotto che si tocca la coscia interna, toccato da Guariento. E l'avete appena rivisto ma si rialza. dai replay, Matteus che di fronte al numero 12. Scusami se lo dico, ma sto ragazzo ha le palle quadrate e assolutamente non uscirà mai dal campo. Ha preso il colpo, ma qui una grandissima occasione per Matteus che non ha trovato il goniometro giusto per dare il giro perfetto al pallone. Sì, cercava l'angolo, probabilmente a scavalcare il portiere Matteus che non è riuscito a trovare il gol del vantaggio, comunque la prima vera occasionissima. Vedono un fallo, si abbracciano in alto, attenzione a Schiavinato, il palo interno a dare l'illusione del vantaggio, cioè il palo, quello fuori, non quello dentro, ma sembrava più gol che fuori il pallone, lo rivediamo, mamma che brivido per De Dori. Sì, non ho capito come non sia potuta entrare questa palla, lo rivediamo, va via con un dribbling incredibile il capitano numero 10. Solo la palla non è venuta a entrare, intanto qui arriva anche il secondo fallo. Meritava il gol qui il classe 2007 capitano Kevin Schiavinato. Gran giocata, intanto viene fermato per il fallo il numero 11 Guariento, ha rischiato anche un giallo sulla ripartenza di Gonella, ha fatto correre il direttore di gara, 13 alla fine. Scodelato il pallone per Gonella che lo mette giù di mestiere, mette in mezzo un pallone che però viene deviato da Guariento, quindi c'è il corner, intanto Singh, è entrato anche Gianisello, Iabre fa ruotare anche molti uomini, anche mister Luciano, palla per Iabre che calcia le stelle. Riparte il Mestre Fenice proprio con l'autore dell'ultimo tiro stampato sul palo. Il capitano Schiavinato, maglia numero 10 per lui, nella prima giornata l'aveva indossata Origi che oggi invece ha il 14. Schiavinato uno dei giocatori fondamentali del roster di mister Landi, ma ora è Guariento che gira dietro ancora proprio per Schiavinato, giro palla verso Bui, si fa vedere Puleo, Bui va ancora dietro di Schiavinato che tenta la finta, Bui ancora, scorrono i secondi, Gianisello va a attaccare Puleo, peccato, non c'è fallo, sta in del signor Figuera di Treviso,
Silva, la dito buono per Gonella che calcia di prima intenzione ma trova le posizioni di Guariento, Schiavinato, la giocata e poi c'è il fallo, il primo dell'Arzignano. E qui sportivo anche Gonella, lo vedete proprio inquadrato qui di fronte a noi in primo piano, va a dare il 5 al capitano Schiavinato. Cosa aveva fatto Schiavinato? Tum, via. Sì, velocissimo come nell'azione del tiro in precedenza, grande qualità. Schiavinato verticalizza per Puleo, il primo resta lì per Gianesello, lo allunga, non c'è il contropiede, Guariento fermato, anzi no, poi apre, recupera Gonella che va via sul consiglio laterale, poi Schiavinato, spettacolare sull'intervento e poi c'è il fallo di Singh e tecnica che si prende il giallo, giusto il giallo per Singh. Qui Schiavinato merita gli applausi del pubblico, sì che arrivano. Ci ha deliziato ancora con una giocata nello stretto. Sì, destro e sinistro sempre velocissimo, Schiavinato l'ha fatto 3 volte negli ultimi 3 minuti, è andato via, adesso abbiamo anche rivisto. Ha fatto prendere anche un giallo al numero 6. Singolo dip, sì, esatto. Con i replay di Futsal Veneto TV, che in collaborazione con il partner tecnico Raploz vi regala le dirette, gli highlights e poi la card dell'MVP che daremo al miglior giocatore con la possibilità di andare a prendersi la card gratuita, la prima per tutti i giocatori al corner lassù all'opposto rispetto al baretto all'interno della Belbotea Arena dai ragazzi di Raploz, lo sport, il lato B dello sport. Io preferisco altri lati B. Gianeselli intanto per Singh, il cattivo, palla per Gonella, cattivo perché è stato monito poco fa, arriva il giallo giusto, intanto Gianeselli lotta, la rimessa laterale è felice, 20° minuto, ancora 10 sempre 0-0, 2 falli a 2, anche questa finale in cui ha fatto tanta parità. Invece cambia la situazione, perché Singh commette il secondo fallo, è il terzo da Zignano, il suo secondo personale, va a spingere con troppa veemenza Mauro Palma. Dunque Origi sistema il pallone all'altezza della Z di Zurich, partner del team Giorgione. Proprio Origi che rigioca il pallone, c'è la deviazione però di Concato in corner, allora si riversa tutto in avanti ad eccezione fatta del numero 12 Tommaso Zanotto, la squadra di mister Landi per questo corner che viene battuto palla dietro per Puleo. Singh riconquista il pallone, viene via Gianesello di velocità, Gianesello, ma cosa mi fa Zanotto ancora? Ma cosa fa Zanotto? Ha spostato anche la porta Zanotto, non ho più aggettivi per descriverlo. Incredibile, ancora una volta Zanotto, il numero 12, si lancia come un gatto, salva anche questo intervento. Se fossi una ragazza gli chiederei di essere la sua fidanzata, così almeno me lo coprirei sempre. Cioè questo è veramente un talento formidabile. Il calcio a 5 italiano ha nelle mani un gioiello. Il futuro Feller, Caio, Mammarella, quanti ne possiamo dire? Quanti ne possiamo dire? Tondi, ce ne sono tantissimi, Testoni, no, io non giocavo in porta. Mamma mia cosa ha parato sul contropiede di Gianesello che sembrava dover solo andare a segnare, poi non siamo già dall'altra parte con Bergamo fermato da Iapre che si riprende il pallone di potenza, il 14 biancorosso, si spingono, si tirano, la posta in palio altissima. E allora chissà perché il Mestre Fenice alla miglior difesa del campionato con solo 21 gol presi, la risposta ce l'avete proprio di fronte a voi. Matteus intanto, questo non lo dici tu, ma lo dicono i numeri di Nicola Cecchinato che ci regala su c5time.it. Speravo di vederlo per riabbracciarlo, lui che compie gli anni anche proprio il 31 di dicembre. Palla intanto sul fondo, sporcata in corner da Gianesello. 22-30, quasi 23 minuti di gioco, sempre 0-0 per grande merito di Tommaso Zanotto. Fin qui 2 occasioni nitide per l'Arzignano, non sfruttate. Diablo intanto riprende il pallone e poi recupera Bergamo sul precedente errore, mette in fallo laterale. Intanto rientra anche con il numero 22 del Cristoforo.
Ciro, uno dei giocatori più in forma della formazione di mister Luciano, fuori per squalifica nella prima giornata, rientrato ieri e subito a segno. Proprio lui manovra dietro per Iabre aspetta il momento dei compagni, con Cato la finta, poi va a calciare però direttamente sul corpo di un giocatore dell'avversario, recupera comunque il 3 dell'Arzignano il pallone, lo serve dietro per Matteus che gira sul lato opposto da De Cristoforo, due orientale Arzignano, ora difende anche la Fenice contro uomini praticamente sulla stessa linea, qui il pallone messo in mezzo, in anticipo sul Zanotto, non si arrabbia, il pallone regalato a Concato che si accontenta di una dimessa laterale, quasi ci diamo tregua. Sì, ancora sullo 0-0, una partita molto intensa, tanti tiri da una parte e dall'altra, più Arzignano abbiamo detto fin qui nel primo tempo. Però è sempre 0-0, dunque non può aver ragione la formazione biancorossa, oggi maglia blu e pantaloncini bianchi. Adesso vediamo, si va a riposizionare tutta nella propria metà campo. Ovviamente non vuole lasciare spazio alla velocità e alla qualità dei ragazzi di Mister Landi. Origi, giro palla per Puleo, sul lato opposto si accentra il tiro Franceschini, trova la deviazione, c'è comunque De Gori sulla traiettoria, ma Fenice a 5, poco più della fine, che torna pericolosamente in zona d'attacco. Andiamo a seguire questo corner con Puleo che rimetterà in gioco il pallone in movimento, palla per Origi, lo scambio con Franceschini. Preferiscono tenerla i ragazzi in maglia arancione piuttosto andare a perderla facendo uno schema in mezzo all'area. Recupera palla Iabre, Concato, la palla per Iabre, si era girato. Era una grandissima idea quella di Concato, cercare Iabre, non lo stava nemmeno guardando ma sapeva fosse lì il suo compagno. Il capitano, una smorfia quasi di accipicchia, cosa poteva nascere da questa azione. Palla per Bergamo intanto, fermato da Iabre, la palla ancora lì, voleva un fallo, Matteus, anzi il pubblico voleva il fallo, Bergamo neppure ha protestato, Matteus invitava l'arbitro a segnare una, come si dice quando fai finta di simulazione. Esatto, non mi viene il nome, ma comunque non c'era, Bergamo non ha mai protestato. 4 alla fine, palla per Matteus, lo scambio ancora per Concato che arma il destro ma non va a calciare, non c'è lo spazio, copre bene Puleo, calcia poi il secondo momento, deviazione numero 3, allora corre Arzignano, siamo dall'altra parte adesso. E possiamo dirlo dopo alcune partite di ieri terminate un po' a senso unico, oggi estremo equilibrio. Assolutamente, dato il tiro e ancora Zanotto. Era in porta. Sì. Sembrava in porta, lo rivediamo. Va a battere il corner Concato, la palla resta lì, scarica un sinistro. Questo andava sul secondo palo dritto come un baleton. Scodellata la palla per Matteus, che la domestica giù, sotto la suola. Numero 10 biancorosso, va da Iabre che carica il destro potente. Ancora Zanotto, preciso tra i pali, poi Matteus li allunga dietro. Con Iabre che è costretto a buttarlo via e De Gori, attenzione c'è un giocatore a terra e De Gori lo spinge fuori, è stato uno scontro fortuito, Matteo subito ha chiesto al suo portiere di buttare fuori il pallone per permettere di rialzarsi il giocatore della Mestre Fenice che riceve anche gli applausi di Arzignano per la sportività. E se vai a sbattere contro Iabre sicuramente non sembra di tuffarsi in un prato fiorito o sul cuscino. C'è dell'acciaio lì, c'è dell'acciaio, in cui intanto Origi restituisce il pallone con sportività, meno di 3 minuti, palla tra le mani di De Gori, il movimento per Concato, questo è il pirata, fuori come un Dayton. Ancora nessun time out chiamato dagli allenatori. Intanto Concato si prende il corner, Negro gli aveva lasciato lì il pallone che Concato si è fatto pregare 2 volte, se l'è preso, ha calciato. Corner Arzignano che viene invitato a fare fetta dal signor De Marchi di Schio. Concato fermato, laterale, voleva uno schema, palla dentro per Gonella, vediamo se andrà a dar palla a Gonella ancora che spara però alto, non c'è deviazione di partire allora Zanotto. E dopo il primo tentativo di cercare Gonella, Concato lo trova ma il pallone termina alto, attenzione perché c'è ancora il Mestre Fenice dalla parte opposta. Con il numero 5 Palma
che lotta, si tiene vivo il pallone, poi si gira sul fondo, viene deviato in laterale il suo tiro, palla dentro, recupera Gonella che può ripartire veloce, attenzione alla partenza di Gonella e la schizza, poi però c'è il fallo, aveva dato la continuità al direttore di gara e viene anche ammonito il numero 7, mi pare Franceschini, girati Franceschini, il numero 14, sì, Origi, 7 per 2, 14. Giusto far continuare È l'azione. una moneta per parte qui, 3 falli a testa, Sì, una parte long, partita come long prima deep. intensa, ma comunque dai, sportiva. esatto. Punizione a 1 esatto, poco più della fine. Del primo tempo, sempre 0-0, palla per Concato, troppo alta, Concato non è tanto di una grandissima statura, ma ha l'elevazione anche le giocate proprio in una pallone del genere. Doveva scegliere se avere una statura elevata o un macigno di tecnica. Intanto Bui, il primo lì, poi viene salvato da Gonella, ma che giocata di Bui, la rivediamo. Vediamo finta di andare sul destro, rientra sul sinistro, scaravento missile su De Gori. C'era Palma lì dentro che il pallone lo ha visto forse all'ultimo, che pericolo, quindi tanto il pallone ancora per Palma, guardato, visto da De Gori, proviamo un tacco, può ripetere Gonella, lungo, perde Cristoforo, non si chiude il triangolo, recupera ancora Gonella, ultimi 20 secondi, più eventuale recupero, attendiamo anche la chiamata del direttore di gara, controlliamo Concato si gira, Zanotto preciso in mezzo e poi Guariento una semplicità, mette il fallo laterale. Sì, il tiro era centrale, e rivediamo, si è andato ad accentrare Concato E poi intanto il tempo regolamentare non abbiamo ancora visto, però la decisione del direttore di gara forse all'ultima azione ci sarà neanche un minuto di recupero, negro per Concato, l'arbitro fischia 2 volte, lo sta per fare il tiro intanto centrale e finisce qui il primo tempo, non ci siamo annoiati, Udi. Una partita intensa, sì, fin qui più Arzignano, poi è uscito anche il Mestre Fenice, ma comunque una partita equilibrata, giusto il pareggio fin qui, grandi parate da sottolineare di Zanotto. Sai qual è l'unica pecca di fare il commento? Di non poter andare 10 minuti prima per evitare la fila al bar. 10 minuti di nuovo live qui dalla Belmotea Arena per Arzignano, Mestre Fenice, finale di Coppa DC 2, 0-0 primo tempo. Restate con noi.
Veneto D, C2, tutto pronto con la Mestre Fenice che andrà a battere il calcio d'avvio, altri 30 minuti di passione, puntiamo su supplementari e rigori, non andiamo mai a casa, Udino? Speriamo che riescano. Scusami, sembra che sia arrivato il signore Salvatore, ciao Francesco Dolfo, è l'allenatore di mio figlio, lo paraculo così poi lo fa giocare. Se no non gioca. Che tra l'altro c'è il buon Stefano Peretto che salutiamo, che ci sta ascoltando. Ciao Stefano, a dopo Francesco, cosa ci aspettiamo? Sì, siamo pronti, ecco, si comincia proprio ora con il secondo tempo, ci aspettiamo i gol, ci aspettiamo qualche azione in più sicuramente. Manca solo quello in questo spettacolo di Belbotea Arena, gremita come gli altri giorni, perché c'è sempre stata tanta gente, saranno contenti i ragazzi Team Giorgione. Non è mai mancata l'affluenza qui alla Belbotea Arena, casa del Team Giorgione, e quindi vi aspettiamo anche nelle partite interne del team. Ogni volta che vi alzate però è una birra, ve lo dico, quindi state buoni, ci sono qua anche i tifosi solo della nostra postazione perché la gente non sa più dove andare a mettersi, peccato che ci siano le turche in bagno, se no un bello schermo, anche là ci si può gustare questa finale, ma a parte le cavolate, 1 minuto 0-0, Arzignano con Gonella che attacca, il tiro sporco, ripartirà ancora Zanotto. Primo tempo con qualche occasione in più tra le file arzignanesi, non sfruttate, ma da sottolineare ancora una volta l'ottima prestazione che tiene in vita i suoi da parte del numero 12 Zanotto. Sai cosa mi preoccupa dopo? Che quando finirà la partita ti lascio qua a parlare, così fai esperienza. Io devo andare giù, ma devo quasi buttarmi giù, perché c'è gente dappertutto. A scavalcare qui, c'è gente dappertutto. Pazzesco, fantastico. C'è sempre grande passione, il bene. Fallo, non potevo toccare il pallone, il portiere Zanotto. Beh, stavo chiacchierando, lo ha chiamato il signor De Marchi di Schio, quindi punizione dal limite. Tanto fuori, rientra De Cristoforo per Michele Riva. E attenzione che questo potrebbe essere un regalo di Natale con netto ritardo. Una calza amara per la Fenice potrebbe essere. C'è una barriera pazzesca, sono tutti schierati, si sposta un giocatore sul secondo palo. Attenzione anche allo schema. E il secondo il tocco per Concato, la palla poi sull'esterno di Ciro, lo avevi già letto tu lo schema che però non porta il vantaggio, lo rivediamo. Sì, c'era De Cristoforo libero proprio qui sulla destra, va con il sinistro strozzato, non lo apre abbastanza e la palla termina sulla rete laterale. Riparte ora il Mestre Fenice con Iabri in pressione, la palla per il numero 3 Puleo, la palla esce, dunque ripartirà la rimessa al fondo. Sono arrivati anche intanto, li abbiamo visti lì sulla destra, i ragazzi della finale di Coppa Italia Serie C1 del Futsal Jesolo. C'è tensione, fra un'ora e 10 dovrebbero essere in campo a giocare, ma penso che slitterà anche la finalissima, probabilmente alle 19:30, sempre che non si vanno anche alle 20 se questi in campo non decidono di risolverla prima del 30° minuto. Attenzione, palla per Gonella, la risposta, ancora il pallone per Iabre, il tocco a provare. Dobbiamo fare gli straordinari anche noi, ma d'altra parte non mi sento di mandare via. Pochi posti ci sono, pochi posti, è giusto che tutti possano assistere a questo spettacolo. Iabre, dietro per Gonella, non lo ha visto questa volta Zanotto, pallone fuori di poco. L'andiamo a rivedere qui, Gonella. Piattone. Sul fondo Riggi che scalda le mani a De Gori, meno impegnato ma anche De Gori sempre presente, Giulio. Eh sì, l'MVP della prima partita, parte dell'Arzignano vinta contro l'Atletico Bassano, si fa trovare sempre pronto, sempre grandi portieri, abbiamo visto in queste Final 8 qui alla Belbotea. Bergamo intanto, possesso palla dietro per Franceschini, Puleo
si muove Bergamo, la palla per Origi, anticipato per quel distante da Iabre che ritorna a riprendersi il pallone e dare in mano all'Arzignano che riparte con Matteo Concato sul cosce di destra. Matteo Concato si accentra, c'è il tocco di un giocatore veneziano, dunque il laterale in attacco per la formazione di mister Luciano. È fisico poderoso ancora a sventare gli attacchi, tentativi di contropiede da parte del Mestre Fenice, lo mette proprio. Allora, per Bonella, il pallone che resta lì, poi c'è la deviazione del numero 23 Michele Riva, Ma non c'è angolo perché siamo già ripartiti. altro pericolo, gli apre con il petto, ferma il pallone, lo serve per Matteo Concato, deve ancora via sulla corsia di destra, viene fermato. E qui c'è il primo fallo dall'inizio di questo secondo tempo. Se la ride anche mister Landi, lo vedete qui inquadrato. Partita equilibrata sotto tutti i punti di vista, ma ormai siamo anche stanchi di ripeterlo. Questa è la final eight dell'equilibrio, non me ne voglia Roberto Tosì, ma forse ieri quella anche dell'Arziano col Bassano è durata un tempo. Ieri la semifinale del Cosmo, qui palla per Iabre, semifinale del Cosmos, forse ieri con lo Jesolo non c'è stato grande equilibrio. E poi Sì, a senso unico, esatto. tutta la partita in controllo, il Futsal Jesolo ha messo in campo tutta la qualità con i propri uomini chiave. Bonella intanto lo scambio per Concato si gira, viene fermato dal recupero, poi cercava il tocco, Alla fine non c'è angolo. c'è stata la deviazione con l'atto di Concato che protesta, ma confermiamo la decisione del direttore di gara, il signor Figare Treviso, il contropiede della torna, Concato a cercare gli armi dalla parte opposta del campo, adesso c'è il fallo invece di Concato, il primo fallo giusto per mettere tutti i numeri in parità anche sul tabellone del Belbote Arena. Concato che va ad interrompere il contropiede in cui stava ripartendo il numero 14 Origi. Palla ora tra i piedi di Franceschini. Fa ripartire il gioco, 6:30 trascorsi in questo secondo tempo, ancora nessun gol, una finale intensa e tesa che non prende ancora nessuna delle due squadre. Iabre di potenza, fermato, poi recupera il pallone, recupero del Mestre Fenice che cerca di andare via ancora Iabre, però che si rialza, viene braccato da due giocatori Non lo avversari. tirano giù nemmeno in due Iabre. Ma come fai a tirare giù un colosso del genere? Palla ancora per Iabre che calcia, la deviazione importante. La spinta anche del pubblico per questo tentativo di affondo. Iabre però esce toccandosi la coscia destra, si è alzato anche Francesco Filippozzi, problemino forse per Iabre, rischia qui l'Arzignano di perdere uno dei suoi giocatori cardine, il capitano. Corner intanto già battuto per Concato, giro palla verso Riva che è l'ultimo a toccare, dunque Mestre Fenice in possesso. Ed è iniziato come si era chiuso il primo tempo, con l'Arzignano in avanti. Il Mestre Fenice deve fare qualcosa in più. Ma un po' come nel primo tempo, poi alla lunga è uscito e ha fatto molto di più la Mestre Fenice. Ma tutto sommato il punteggio di 0-0 è il punteggio più giusto, intanto c'è il fallo di Riva, secondo fallo Arzignano. E non arriva il giallo qui voluto fortemente dal pubblico, resta a terra Riva, si è scontrato con il numero 23. Sì, dal pubblico sponda Mestrina, Mestre Fenice ovviamente c'è qualcuno che mima il gesto del cartellino. Sì, lo rivediamo a sgambettare proprio. Diciamo che non era una ripartenza solitaria, però È un fallo. ci poteva anche stare anche per dare tranquillità alla partita, cosa che non c'è grande bisogno perché c'è agonismo, intensità, c'è tanto ardore ma non cattiveria. Punizione intanto è entrato Guariento Che va proprio sul pallone vicino al al compagno Origi. Origi. Vedremo, sembra calciare, no, lascia di palla per Origi che cerca di andare sul fondo, scarica dentro, De Gori in corner E De Gori senza problemi. e c'è Origi che chiama la spinta del pubblico, risponde a Mestrina, il pubblico oggi tifa la squadra con la maglia arancione, ancora Origi per Bergamo, dietro da Bui, Bergamo, Bui fermato da Concato, l'ultimo tocco è del numero 2 Mestrino, dunque si prende il pallone Concato,
che va per Gonella, si allunga però la palla sulla sinistra, allora ripartirà la Fenice. Errore qui di leggerezza, parte di Gonella che non stappa il pallone, riconsegna il pallone agli avversari. Guariento fermato da Concato. Sì, un fallo un po' dubbio qui sulla ride Concato. Diciamo che per quello che abbiamo visto oggi forse questo fallo, ne abbiamo visti tanti di falli così non fischiati, ma la decisione del signor Nicolas De Marchi. E allora rivediamo qui, Guariento si accentra, sì, poi effettivamente gli tocca la gamba, lo stinco, Toglie la gamba d'appoggio. E qui c'è il numero 9, il numero 10 e il numero 11 sul pallone a dialogare. Bergamo, capitano schiavinato, Guariento. La vediamo anche in questo momento inquadrata la Belboté, attenzione. Il tocco ancora per Schiavinato, che forse ha teso troppo prima di giocare per il compagno. Palla a Matteus che la tiene viva, la recupera però Bui. Schiavinato per Bui ancora in una fazione di terreno, la giocata di fino. Recupera però Arzignano con ora De Cristoforo che può lanciare Matteus, il tocco, Zanotto il tiro, poi la risposta. Cosa ha parato ancora Zanotto? Ma cosa aveva fatto Matteus qui? Splendido il gesto tecnico, adesso non lo stiamo rivedendo, è andato spalle alla porta a toccare d'esterno. Negro per Gonella, il pallone che si alza, deviato in corner. Matteus se l'è inventata, si fa sentire anche un po' l'urlo grifo. E sarebbe stato un gol olimpico quello di Matteus. Solo che calcio sigla non è in piedi. Eterno dilemma, ma mai arriverà finché c'è il calcio, inutilità a mio modo di dire alle Olimpiadi, non tanto perché all'Italia non è mai sempre fregato poco niente di arrivarci. Diciamo che il torneo più importante per quanto riguarda il calcio a 11 sono i mondiali. Ci sono anche a livello comunque di calcio a 5, però le Olimpiadi nate come sport per gli sport dilettantistici. Vabbè, finiamola qui, seguiamo la partita, 11:30 sul cronometro, ne mancano poco meno di 20, 18 e rotti. Bui. E vige ancora sì lo 0-0 e l'equilibrio. Bui va via, quarto fallo, Arzignano, attenzione, prendo la linea da Tombolo per comunicare che l'Arzignano ha commesso il quarto fallo, linea Teodino, sempre Tombolo. E ti ricevo forte e chiaro. Mentre Gonella si prende il pallone, va via, se lo allunga troppo. Lo si è inventata anche qui Gonella. Un cost to cost che sembrava la Route 66 est-ovest americana. È un peccato non vedere gol fin qui perché le azioni solitarie, gli spunti non sono mancati. Gonella ci ha fatto vedere ancora una volta un grande dribbling, anche nel primo tempo sono arrivati da parte del numero 10 Schiavinato, che poi ha colpito il palo. Devi ricordarmi che devo anche prendermi giù le note per il tabellino, ma ancora 0-0, quindi non ho perso nulla fino adesso. Carta bianca fin qui. Sì. Non per l'emozione, mamma mia, questo è un rischioso quasi quinto fallo, sì, Ci ha rischiato molto, si arrabbia anche il capitano Schiavinato, perché qui ci stava il quinto fallo e come dice il buon Caio qui di fianco a me, anche il giallo poteva starci. Si è fatto ingolosire dal dribbling il numero 10, il capitano, palla al piede ora. Intanto perde il pallone da Mestre Fenice, può ripartire Ciro De Cristoforo, aspetta però che si alzano anche i compagni, palla per Matteus che gira a sinistra, alla sua sinistra per Gonella in mezzo per Negro, resta lì il pallone, può ripartire allora a Bui per la Mestre Fenice, ma è tutto solo, anzi non ha Puleo che viene fermato e va poi a commettere il fallo. E diciamo che sta un po' cambiando il metro arbitrale negli ultimi minuti, tanti falli fischiati. Anche questo comunque ci stava, ha fermato un'azione, anche qui proteste per un mancato giallo che ci poteva stare. Sì. Difficilmente palla lontana ripartito. sicuramente. Possiamo anche aprire l'anno prossimo, guarda che bella la Belboté Arena, in tutto il suo splendore, là c'è il corner di Roplioz, della parte opposta c'è il corner del bar. E qui invece è partita, con Negro che serve palla per Matteus sulla sinistra, la finta di Matteus, Puleo non ci casca, ancora Negro, Matteus, De Cristoforo, Gonella, movimento palla dell'Arzignano, 14 minuti di gioco, eventuali 5 minuti per supplementare e poi magari calci di rigore come quelli che abbiamo visto nella Supercoppa.
Cosa dici? Resterà sulle 0-0 oppure arriverà quel famoso coniglio estratto dal cappello a regalarci il 1-0 di una delle due? E le occasioni non sono mancate, Teste. Io spero che arrivi il gol. Intanto sul fondo in mezzo il pallone Zanotto! Basta, vado a casa, Zanotto non vuole prendere gol, vado a casa! Ma è una cosa impressionante! È ad esultato il Zanotto e partono gli applausi. Sono meritatissimi, ma cosa ha parato anche adesso? L'avete anche rivisto? Io no, perché sono qui che sto guardando il campo, ma è stratosferico Zanotto. Mi sono innamorato. E qui si riposa anche, non lo vedete un secondo, Zanotto, perché dopo la prodezza, l'ennesima di oggi. Fantastico. Concato intanto. Cosa può inventarsi Arzignano per... Attenzione a Concato il palo questa volta a salvar Zanotto. Lo rivediamo, stavo vedendo cosa può inventarsi, è arrivato il palo di Concato. E Concato che finta di rientrare sul destro e poi vai sul mancino, anticipa tutti con la punta, prende il palo. Prima volta in cui non la tocca Zanotto. Sì, non la tocca e il palo però a salvarvi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Intanto non le Mestre Fenice hanno bisogno di 10 secondi per nominare tutta la squadra, tutto il nome della squadra, ma l'unione delle due società. Attenzione la palla per il tocco poi di capitano Schiavinato, applaude anche mister Luciano, c'è in piedi Iabre, non so se tornerà in campo. Sì, è in piedi, forse a dare indicazioni ai compagni, lo vediamo lì, la coscia prima. Pronto. Non sembra stare benissimo, si sta ancora guardando la coscia, proprio Mammi Iabre, il numero 14, attenzione alla palla. Attenzione al Negro che va a calciare da casa sua, non riesce, intanto c'è anche chi vuole mandarmi messaggi, mi segue su Instagram, nome femminile, dopo segno ok, gli do l'ok, tanto mia moglie non mi controlla. Schiavinato. Adesso però siamo nella situazione 16:37, quindi 13 alla fine, dove non dovrebbe costare caro, però vediamo qua, la palla per Mui che spreca tutto, non è il suo piede, si è riventato qualcosa di fantastico nella prima giornata di gara, qui ha sprecato, lui che è destro. Lui che è destro ma ci ha deliziato di un grandiosissimo sinistro nella prima partita contro il Montello, Palma gli serve il pallone. Che poi tra l'altro, se non ricordo male, ieri abbiamo detto di di destro perché ha fatto un'altra grande giocata, sempre con il sinistro, palla fuori intanto. Sì, ha 3 gol in totale Bui, proprio ieri nella partita contro l'Ies Work Valley una doppietta e anche un altro gol di sinistro, se non ricordo male. Sì. Mestre Fenice vinci per noi, è timido invece il tifo arzignanese che non si fa sentire, ha paura. Io credo che potrebbe sbloccare un episodio. Attenzione, troppo profondo per Schiavinato. Se riuscisse a conquistare il tiro libero il Mestre Fenice avrebbe una grande chance, perché ovviamente i calci piazzati possono sbloccare il match. Intanto è rientrato Iabre, palla che viene fermato da Guariento che riparte in velocità, la serve dalla parte opposta per il numero 5 Puleo, recupera comunque l'Arzignano che può distendersi nuovamente con Iabre, il tocco per Concato, fermato Iabre, c'è il fallo, è caduto anche lui, c'è il terzo fallo, intanto 4 falli a 3. lo Jesolo va a prepararsi in tribuna, va a farsi bello per la finalissima, non sappiamo che ora, in programma alle 19, probabilmente slitterà di una mezz'oretta, 19:30 forse, perché comunque poi c'è anche spazio per la premiazione, saremo in campo per premiare l'MVP, per ascoltare anche le voci dei protagonisti, e attenzione però alla punizione con Matteus, palla dentro sul secondo palo, c'è il fallo e c'è il quinto fallo, e cartellino rosso per Matteo Concato, cartellino rosso per Matteo Concato, che deve aver dato una gomitata. Sì, non sono riuscito nemmeno io a vedere, non so Test, tu se hai visto cosa è successo, ma ho visto qui sotto noi che qualcuno ha mimato una gomitata, lo rivediamo, c'è stato un pugno, non è una gomitata, c'è stato un pugno espulso diretto Concato, che lascia i suoi in inferiorità numerica per i prossimi 2 minuti. È rimasto a terra intanto il giocatore della Mestre Fenice, questo potrebbe essere quel
quel fattore, sì, quella chiave per sbloccare il match. Peccato, grande chance. Peccato un gesto. Peccato perché è una partita sempre gestita perfettamente. Dai, Pippo, fallo. Sempre gestita in maniera impeccabile da parte dell'Arzignano. Adesso lascia i suoi momentaneamente, entra fuori più portiere. A 10 dalla fine, davvero tosta, pesante. Deve essere anche bravo qui il Mestre Fenice a sfruttare questa chance, perché Lo conosco da tanto tempo, Matteo Concato, però qui ha fatto una cazzata. non so spiegarmi neanche io questo gesto, su una punizione, Proprio a favore, chi comunque lo sa, magari si erano detti qualcosa in probabilmente precedenza. Non ha nemmeno protestato comunque ha fatto il una numero cazzata. 3. E vediamo se la Mestre Fenice saprà approfittare di questa situazione. Gonella, Giasenello e Matteus a difendere l'uomo in meno del suo Arzignano. Matteo Concato ha lasciato i suoi con l'inferiorità. Gol! Origi trova il sigillo al primo tiro con l'uomo in più, minuto 21, la Mestre Fenice la sblocca. E si sblocca finalmente il match qui alla Belmotè. Lo avete sentito l'urlo furibondo dei tifosi qui alla nostra sinistra, e c'è anche lo speaker ad annunciare il gol del numero 14 Origi, secondo gol nella competizione per lui. Si sblocca finalmente il match. Secondo gol, ma che gol pesante questo! Ne stavamo parlando proprio un secondo fa. È stato velocissimo, non ci ha neanche lasciato il tempo di goderci un po' di brio, un po' di superiorità il Mestre Fenice, ma per fortuna, perché è arrivato questo gol che vale 1-0 tra le file mestrine. Ristabilita la parità, ma sono numerica in campo, perché il tabellone è eloquente, 1-0 Mestre Fenice. Donella protegge il pallone. 1-0 e 5 falli per la Parte Franceschini, veloce Franceschini, fermato dal recupero di Donella, il tiro poi, il pallone che resta lì, Iabre spinge, lo recupera ancora Guariento, si accentra Guariento, va a calciare De Gori, dice di no. E riesce a trovare lo spazio qui Guariento, ma De Gori è prontissimo. Adesso chiede anche calma per ragionare il numero 10 Matteus, perché l'Arzignano, Il vice capitano Matteus De Cristoforo, la palla per Iabre si gira e ancora Zanotto, sconsolato Iabre, guarda Iabre, dice ma cavolo oggi non segniamo. è una saracinesca qui, come in tutte le altre occasioni. Zanotto scende, una prodezza, a 2 metri, dei riflessi fulminei, Scandaloso, e stanno anche ridendo, probabilmente gli ha detto qualcosa Iabre a Zanotto. sì, scandaloso, in senso buono del termine. Intanto trova il problema di movimento per Luciano, Matteus sul fondo in mezzo per Iabre, la palla resta di Gonella, il tiro e la risposta, questa volta a pararla è sempre il protagonista del gol, mi sembra sia proprio Origi, era il 14 Origi, era lui, ho visto la faccia, era lui, Origi, gol e salvataggio, pazzesco. Grifo intanto, si alza, bisogna dar carica, 7 minuti, palla ancora per Iabre, lo scambio per Ciro De Cristoforo, il pallone deviato, E forse solo così si può battere il top di oggi, Zanotto. corner Grifo, palla recuperata, non c'è il fallo, quindi intanto rialzarsi, si alza tutta la portiera della Mestre Fenice, De Cristoforo continua, ma Origi si riprende il pallone, poi lo scarica lontano, E fa respirare i suoi. tante proteste, qui ci poteva stare il sesto fallo, forse era anche coperto, non lo so, ma le proteste della panchina sono state veementi. Palla per Iabre anticipato, Franceschini, E l'abbiamo visto, l'unico modo per battere Zanotto probabilmente è un tiro con deviazione. Franceschini sul fondo, il tiro, De Gori apre la mano, adesso Fenice vuole controllare la partita, vuole anche chiuderla, un 2-0 sarebbe deleterio a questo punto della partita. Zanotto che chiede Zanotto deve, il beverage alla panchina, attenzione attenzione, perché porta in libera, mamma mia che ottimo salvataggio da parte del numero 3. Attenzione qui ancora Origi, era Pulea dove si è dato i suoi, Iabre deve far veloce Arzignano a 6 minuti, Matteus perde il tempo, non serve sul secondo palo, arriva del compagno, il numero 22. Questa Fenice è fantastica. Matteus protegge e dà Iabre, 5 pali Arzignano tra Mestre Fenice avanti 1-0. E staremo assistendo sicuramente a una partita diversa.
se non ci fosse il portiere in maglia nera, il gatto Zanotto. Di Cristoforo, la puntata, ancora Zanotto, vado via. È stato bello, è stato un piacere, vado via. Non la vede nemmeno partire, probabilmente perché ha Origi davanti, si lancia in spaccata con semplicità per lui. Pazzesco, per Iabre, viene in un blocco, Iabre si apre, ancora deviazione, ancora corner, attenzione anche a non commettere blocchi irregolari, siamo sempre a 5 falli, ricordiamolo. E qui il pallone usciva, la tocca comunque Zanotto. Ancora Iabre, la palla resta di Guariento, la sfida via per Franceschini che è per lungo la parte opposta per Guariento. Madonnelli in cima laterale, recupera Matteus la finta su Bui, va via Matteus, cercava lo scambio, recupera Bui, lo c'è dall'altra parte, non incontra Drake, Maestro finisce tutto solo Bui, che però fermato con il fisico, Bui da Gonella. La Bui Arano, laterale Arzignano. Anche Arzignano che protesta. Ha chiamato il time out l'Arzignano, si è chiamato il time out. Allora andiamo ad ascoltare mister Sebastiano Luciano quando mancano 4 minuti alla fine. Fabio, Matteus, Omi, poi mettiamo, dove sei? Vito, non forziamo neanche, pazienza. Dai raga, dai. E mezzo circa deve recuperare Arzignano, ma possiamo chiedere a Landi se toglie Zanotto, piano, se mette dentro Matteo Fusaro cambia poco, altra qualità. Deve avere tanto coraggio adesso l'Arzignano. Con l'uomo con il portiere di movimento c'è Negro. Porta palla al numero 10 Matteus, si allarga anche Negro. Negro con la maglia verde riceve il suo primo pallone del potere di movimento, vedremo se Arzignano troverà la via del pari oppure se la Fenice, Mestre Fenice invece bisserà il vantaggio. Iabre costretto a indietreggiare palla per Matteus, 3 minuti. Matteus, concentrazione massima qui negli ultimi minuti da parte di entrambe le squadre. De Cristoforo, giro palla Negro, ancora Matteus per Negro, Matteus difende molto bene la Fenice. Mestre Fenice, sono fermo solo un nome, non me ne voglia il presidente Marco Chiozotto che abbiamo intervistato lui, tra l'altro lui presidente del Mestre, il pallone in mezzo a cui nessuno crede. Pericolosissimo questa palla messa in mezzo da Gonnella. Marco Chiozotto, presidente del Città di Mestre, Amedeo Zago, l'era della Fenice si sono uniti e Marco Chiozotto è presidente anche della Mestre Fenice. Voleva la pressione alta a Franceschini per non permettere un pronto rinvio e l'entrata di Negro, si un po' arrabbia con Bui. Si era un po' addormentata nell'ultima palla in mezzo la difesa del Mestre Fenice. 2 di gioco, palla per Negro, sul fondo per De Cristoforo, in mezzo ancora Zanotto, però direi di no. Ancora possesso Arzignano con Gonella. Beh, penso che sicuramente il mio pronostico è andato a quel paese. Sì, avevo messo parecchi gol. anch'io. Attenzione che il tiro di Gonella alto, Zanotto in velocità vuole fare per l'azione dei suoi. 1,40, Guariento, palla avanti, non deve commettere fallo Gonella, rischia, recupera il pallone, lo dà a Iabre per De Cristoforo che poi scivola a terra, vuole partire allora Bui in velocità, Bui va via quella giocata, ma viene fermato da Iabre contro Drake Arzignano, Non c'è neanche lo spazio qui sotto per passare con Iabre che allarga il corpo verso la linea laterale, è rientrato ancora Negro. Matteus. In pressing Franceschini e Guariento. Palla per Negro che può tagliare per, attenzione, Guariento fuori di poco, era la cosa che non doveva fare, fuori di poco, sarebbe stato il game over. Era pronta a esplodere di nuovo la Belgote. Era l'ultima vita che aveva a disposizione Super Mario Bros.
la tiene in vita perché c'è l'amico Luigi che ha salvato la porta di Arzignano. Meno di un minuto, palla per Iabre che la mette giù. Vedremo anche qual è sarà l'entità del recupero. 2 minuti, non si è perso molto tempo comunque. 1,47. Il tunnel, palla per Gonella, Vittorio Negro, Iabre, vado via, ciao, vado via. Si arrende il test. Si arrende il grande Ma è un ragazzo con i superpoteri mandato da Venere, baciato dalla luna, che para di tutto di più, è scandalosamente, clamorosamente un prodigio dei pali. Mi sono acceso anche l'altro microfono. Siamo già nel recupero, 2 minuti di recupero, sì, 2 minuti. 2 minuti di recupero De Cristoforo, 2 minuti di recupero. E non sembrano neanche più crederci i ragazzi di mister Luciano Sebastiano. Cosa vuoi fare poi di fronte a un portiere così? Non lo so. Tiri 20 volte 30, non entra mai. Ultima occasione 1,30, forse qualcosa di più anche Matteus per Negro. Negro il tiro e deviazione. No, non c'è deviazione, questo Dai Iabre probabilmente per ultimo. Andrà di Giambattista regia, dopo stai pronto ad aprire il microfono in campo, arriverà subito anche Udino a farmi compagnia. Palla per De Cristoforo, ultimo minuto Iabre cerca la piazzata, ma c'è la posizione del numero 3 Puleo. Ha segnato Origi, ma l'MVP è suo. Il pallone resta lì, rischia il fallo, c'è il fallo e c'è anche questo è il sesto fallo e forse questa è la parola, chissà, vediamo, perché c'è da tirare il tiro libero, si è preso un'ipoteca il pallone schiavinato che qualche gol lo ha fatto quest'anno. Eh sì, lo meriterebbe anche il gol, il numero 10, visto il palo interno, ha quasi dato l'illusione del gol nel primo tempo. Adesso vedremo se dopo questo tiro libero ci sarà ancora tempo. Cosa abbiamo visto? E cosa dobbiamo ancora vedere poi con tutto Jesolo e Marco Polo? Ma guarda che cosa hanno visto tutte queste persone, soltanto 1-0 sembra un risultato calcistico e calcio a 5 perché c'è stato un fenomenale Zanotto, un grande ottimo De Gori. Partono anche gli applausi, il simbolo del pubblico. La partita, È venuto sul pallone schiavinato. È finita la partita, schiavinato, è rincorsa, il tiro, la coppa è ancora in ballo. Risulta De Gori che ci crede ancora. Sì. Attendiamo anche il direttore di gara, attenzione al contropiede, qui un pallone messo in male Polo ed è finita, si palla che gli è finita e vince il Mestre Fenice 1-0 il risultato finale. Grandissima prestazione dei ragazzi di Mister Landi, che abbiamo sentito numerose volte ai nostri microfoni, tutta la Belbete esulta, ma questi ragazzi sono stati straordinari, davvero da fare i complimenti. Solo 2 gol presi in questa competizione dallo Yes Work Valley e adesso ci sarà tutto il palcoscenico della premiazione per questa Coppa Veneto C2. Vediamo Guariento con Bui, con Origi, ma soprattutto con l'MVP di oggi, il portiere Tommaso Zanotto, classe 2007. Adesso sentirete ai nostri microfoni e passo la linea a test. Ripeto, ci siamo visti venerdì e ci dicevo come va, nel senso che è un momento di crescita importante per tutti. Dopo chiaramente una volta che sei qua giochi e devo dire che i ragazzi l'hanno fatto tanto bene.
poi lui se parasse qualcosa ogni tanto ci farebbe piacere. Questo ragazzo è un ragazzo con il superpotere arrivato da Venere baciato dalla luna. Se non gli date l'MVP vi denuncio. No, aspetta un attimo, Ci stavamo pensando, abbiamo avuto qualche dubbio. Siccome Gabriele ha fatto poco, faccia almeno la foto, perché io qualche foto con il portiere forte. Tieni tu l'MVP, l'abbiamo fatta, e quando un giorno, te lo auguro, sarai in altri lidi, potrai anche dire ho fatto la foto con Testoni, non il contrario. Ma cosa dire? Beh, a parte che l'MVP di diritto non Origi che ha segnato, però insomma sono 3 giorni che continuiamo a dire che tu sei, lo hanno detto, illegale. Grandissima vittoria, oggi non si passava dalle tue parti. Oggi è stata... Scusa, con fortuna, hai avuto fortuna? Certe parate bisogna mettere, ovvio, però dopo si sa, cioè è il frutto di un lavoro che va avanti da 12 anni ormai, da 12 anni che faccio sto sport, sono in porta e quindi si vede quello che sto facendo. Cosa possiamo dire a sto ragazzo, Udi? Non so, volevo chiedergli se vuole migliorare qualcosa, ma mi sembra che da ciò che hai espresso qui oggi non ci sia niente da migliorare. Io ti farei solo i complimenti. Ti direi di andarti a godere questa fantastica vittoria con la squadra, perché davvero non c'è nulla da dire. Una vittoria di tutto, va a prenderti la coppa meritata. E mi raccomando, poi nell'angolo in alto potrai scegliere una delle 486 parate che hai fatto, ok? Quando hai di Ropre, vai lì in alto e ti aspettano, sai? Intanto direttamente da Ortisei c'è anche Bidoia. Ciao Mariano. Mami, al volo un secondo, tanto loro possono aspettare il capitano Arzignano. Oggi è un grande finale, però alla fine anche tu sconsolato, ma non ci fai segnare, sembrava gli avessi detto. Comunque grande Arzignano. Giustamente io l'ho detto questo, bisogna fare i complimenti a loro, sono stati bravi sia a difendere, e le occasioni le hanno sfruttate. Noi purtroppo 3 pali anche loro ne hanno avute, però il portiere loro, una bella squadra, complimenti a loro. Adesso nel campionato inseguono Don Romeo, questa sconfitta vi darà un po' di cattiveria. Va con i tuoi ragazzi che comunque un secondo posto è sempre importante per la storia di una giovane società. Grazie. Ciao mamma. Grazie a te, mamma. Ciao. Mamma, quante emozioni, siamo qua a bordo campo, festeggiano i ragazzi giustamente della Fenice. Dopo ti mando anche la foto, me la vado anche a Dobbiamo rivedere. tirare fuori anche il nostro pronostico. Vabbè, io avevo detto 4-2 Arzignano perché sono arzignanese, qua intanto abbiamo la foto, dopo te a giro. E sai che forse avevo detto 4-2, se non ricordo male 4-2 Mestre Fenice. Quando ci sono gli arbitri che vengono premiati. E ancora una volta Così di onore ovviamente da parte dei giocatori della Mestre Fenice. Età media 17. Amedeo, tra Sì, qualche anno incredibili, ortellani e rasoi ragazzi. al momento ancora non hanno peli sti ragazzi. Cioè i rasoi li vedremo tra qualche anno, talmente giovani che ancora non sono spuntati i peli. Amedeo Zago, uno dei fautori di questa unione Mestre Fenice, è fantastico, è stato veramente fantastico. Io da arzignanese, ovviamente neutrale in telecronaca, speravo un po' nell'Arzignano, ci sta, anche se è cambiata la cosa. al cuore si E comanda. comunque conferma che l'Arzignano non riesce mai a battere la Fenice che sia È Mestre la Fenice bestia nera. E intanto è meglio coprire qua i discorsi in fuori onda. Lui mi ha tolto il microfono, ma spera Amedeo Zago della Mestre Fenice che l'Arzignano possa ritornare per giocare quelle palcoscenici importanti. Ma adesso andiamo nelle progressioni con l'Arzignano. Un applauso, una cavalcata comunque importante, persa solo per 1-0. Sì, La mezza cavolata, tanto 18-25. sì, effettivamente è costato caro ai suoi il rosso preso da Matteo Concato proprio con la superiorità numerica. Il Mestre Fenice si è portato in vantaggio, alla fine il gol è valso la vittoria. 4-2. Arzignano. L'ho lasciato su dopo lo tiro Pochi fuori. gol, ma Pochi gol, anzi ma... pochi gol, un solo gol, ma però pochi gol, ma perché? Cioè, l'abbiamo avuto la risposta qui con sì, con Zanotto. illegale, Cioè, illegale. Cioè, non- ma veramente volevo alzarmi e andare a casa, non l'ho fatto soltanto per rispetto
di tutti quelli che ci stanno seguendo. Volevo lasciarmi lì da solo in preda al panico in telecronaca. Ma è una cosa stratosferica, cioè veramente ha parlato di tutto e di più, sono sì, ma 3 giorni che parla di tutto e di più. Ma credo che poi anche i ragazzi qui in maglia blu di fronte a noi poco abbiano da recriminarci, perché Ma l'ha detto anche Gabriele, l'ho detto con il sorriso, gli ho detto cioè non ci fai segnare, punto. non puoi farci niente se c'è anche il un cartellone fenomeno i ragazzi di della fronte a Fenice te. andranno a festeggiare con quella bella coppa lì luccicante. Cercheremo anche magari mister Luciano una battuta al volo, vedremo, daremo spazio anche ancora agli sbarbatelli della maestra Fenice. Eh sì, anche il capitano oggi Schiavinato, che comunque si alza la coppa, qui intanto la foto di ricordo con la targa, gli applausi della dirigenza rossa. Marzignano, è anche bella la risposta del pubblico. al secondo come secondo campionato gli amici del Romeo. Ne cito 2, Ivan Bonato e mister Giorgio Marcati, insomma adesso qualche pensierino su quella cattiveria che metteranno in campo, penseranno. Sicuramente ragazzi, adesso toccherà l'Arzignano, perché comunque è bello, se le sono date di santa ragione, perché comunque è anche questo calcio a 5, però c'è rispetto con la R maiuscola. Sì, tranne per quell'unico episodio in realtà fuori dalle righe di Concato, poi partita sempre sportiva sotto l'aspetto della lealtà. Entrambe le squadre hanno fatto vedere qui in campo una grandissima prestazione, per esempio I campioni, poi scopriamo i nomi, ma direi che forse Zanotto non è solo l'MVP, ma è il miglior giocatore della Final 12. sì, senza ombra di dubbio ha portato i suoi in finale e poi ha fatto guadagnare questa splendida coppa attraverso le sue parate. Guarda di ginocchio, di faccia, di petto, in uscita davanti ai ragazzi con la tuta nera che non sofferto una tribuna ma che fanno parte della squadra. Cioè, Il gruppo è lungo e questo a significare di un'unione proprio, oltre all'unione tra le due società, anche un'unione in spogliatoio, e si vede poi in campo tutti i ragazzi giovani. Sicuramente la differenza di età anche fa avere uno spogliatoio coeso, anche il mister è molto giovane, cioè questi sono fattori che fa la differenza. Poi adesso li vediamo, uno staff molto lungo a disposizione come del maestro Fenice, perché Schiavinato va già verso la coppa. e Kevin che va. Classe 2007 e già si alza un trofeo importante. Adesso li vedremo qui proprio di fronte a noi con le telecamere di Futsal Veneto TV. Anche il mister Landi a prendersi il 5 del buon Michele che si coccola schiavinato. È uno dei grandi talenti, c'è la dirigenza anche arrivata qui apposta con il presidente con la coppola, Marco Chiozotto, la coppa che sta per essere alzata, è fantastico questa immagine, stupenda, qualità, lampa qualità, la maestra Fenice alza al cielo, la coppa Veneto 12-2. È una maestra Fenice spettacolare, vince la prima partita, batte la 1-3 favorita in Montello e poi dopo la vittoria in semifinale arriva qui in finale e direi meritatissima questa vittoria. I ragazzi sono bellissimi da vedere, una qualità immensa, tanta tecnica e poi ci credono sempre, restano sempre uniti anche quando può sembrare di vedere che magari la squadra avversaria sia in maggior vantaggio, poi dopo loro in qualche modo riescono, si prendono in mano la partita e alla fine la portano a casa. Bravissimi. E quelli vediamo tutti in posa per la foto. Adesso andiamo a chiamare anche Schiavinato, anche il mister Landi, dimmi te. Vogliono festeggiare, E lasciamo festeggiare sotto i propri tifosi. la coppa con tanti tifosi arrivati qui da Maestro. E intanto passa anche uno sconsolato Giulio De Gori, e anche lui molto bravo oggi, aveva parlato di tutto.
Tu parla che io chiamo ragazzo. E intanto Test va a richiamare un paio di persone e vediamo già se ce lo può inquadrare Sam lì in fondo palleggiando il nostro buon Rafinha che ha scaraventato un bolide sotto al 7 con una doppietta, una tripletta se non erro, e quindi restate ancora con noi perché tra pochissimo entreranno in campo Fuzzaliese e Marco Polo per quella che sarà l'ultima gara qui alla Belmonte Arena. Intanto sotto le note dell'occasione di Fritz from Desire esulta il Mestre Fenice, sempre con un po' di ritardo canonico anche dovuto alla prima gara della Supercoppa. Sembra appunto a giocare la sfida tra il Marco Polo e il Fuzzaliesolo, una gara che sicuramente sarà molto accesa, soprattutto tra gli spalti. Stiamo arrivando, come Messina sta parlando anche il Test. Il capitano con la coppa, complimenti Kevin. Questa coppa fa vedere dalle telecamere, frutto di lavoro, sacrificio di una squadra giovane, tanta qualità. Ti chiedo subito a chi è dedicate. Come squadra la dedichiamo alla gente che comunque ci segue sempre in tanti, ovunque siamo nel Veneto, e ce la dedichiamo a noi perché credo che ce la meritiamo come squadra. Siamo un gruppo giovane ma che ha capito il senso del sacrificio e che se vogliamo arrivare avanti questa è la strada giusta. Tu sei venuto nel 2007? Cosa puoi chiedere a uno così utile? Innanzitutto complimenti capo, grandissima prestazione a te ma soprattutto alla squadra. Peccato, davvero peccato per quel gol, poi è andato via con una serpentina, ci hai ubriacati anche a noi in panchina. Peccato per il gol mancato, però grandissimo. La fortuna non mi ha assistito, però l'importante è che la squadra abbia vinto e ci siamo portati il trofeo che è a casa, che è la cosa più importante. Grandissimi. Allora vai a festeggiare con i tuoi compagni, fagli ancora i complimenti, sai. Ricordati la coppa. Ma ascoltami, ma ci mettete tempo a cola? Non potete bere, me lo raccomando. Oggi si potrebbe fare un'eccezione, dai. Ma quanta qualità c'è qua, siamo il responsabile Michele Di Giambattista, tanta roba con 2 R. Ma il Veneto tanta roba, il Veneto ha una marcia in più. Ha una marcia in più e intanto si stanno scaldando Fuzza Marco Polo e Fuzzaliesolo perché alle 19, forse un po' più in là, vediamo, ci sarà il quarto. 19:15, un gran d'accordo, io faccio io grande, allora da parte di scherzi, dopo ci ritroviamo qua alla fine, ma grande emozione, continueremo a vivere. Bene d'oca. Dico tanta roba al Veneto perché non è solo quello che si vede in campo, ma anche tutto quello che c'è intorno, il pubblico che era da casa, oltre le 750 mi dicono persone collegate, minimo 600 erano qui, ma sono le persone come partecipano e collaborano a queste iniziative che è la pelle d'oca. Ti dico una cosa, Udino, che è emozionato, perché lui è sempre stato schivo, ha sempre odiato queste cose, viene qua dopo la seconda finale della giornata, c'è dell'emozione. Grazie Michele, vai via, vai dai tuoi ragazzi. Udino, 19:15 c'è la finalissima. Prontissimi anche in campo, già li vediamo forse. Ma no, si spostano loro, siamo noi protagonisti adesso e anche qua, altro triple in schedina. Cosa vogliamo? Però adesso possiamo dire cosa vogliamo. Spettacolo, l'abbiamo visto anche nelle 2 partite oggi, ma l'abbiamo visto anche ieri i ragazzi qui del Fuzzaliesolo. Hanno una qualità, una tecnica incredibile, sembrano giocare quasi a memoria. Ne stavo parlando prima, stavo guardando Rafinha che danzava sul pallone con una serie di palleggi. Ci aspettiamo anche un derby, effettivamente è un derby molto acceso, vedremo anche tra gli spalti se il clima si accenderà, speriamo che resti un agonismo sportivo senza mai sfociare in nulla di più. Intanto 40 minuti andiamo a riposarci, Udi. Meritato riposo anche per Ti noi. ringrazio dopo, ma ci stiamo divertendo, anche se finisce 1-0. Manca l'ultima. A dopo. Restate con noi.